Buongiorno cari amici, benvenuti anche questa sera a Sibilla Interattiva, il vostro marietto veneziano. Questa sera appunto via è tutto eccezionale per via di questa situazione degli scioperi, il vostro marietto non vi abbandona, vedete che ho in tema Trieste la situazione sotto controllo, cioè voglio dire mi sono messo il pigiama per essere già pronto per scioperare anche io sciopero e sto qui con voi. Quindi se volete fare delle domande alle Sibille Interattive gratuite Marietto, mi raccomando nome e data di nascita. Ciao Cassiopeia, grazie di esserti unita, fai pure una domandina. Poi vi ricordo che abbiamo 2 gruppi famosi, anzi 3 diciamo, perché ormai ormai chi ci segue da tanti anni sa che abbiamo radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo e poi casti sacerdotali. E poi negli ultimi anni siamo anche in radiestesia, radionica, genese e magie varie. Questi sono i nostri 3 gruppi su Face, molto insomma piuttosto che seguiamo con interesse e pubblichiamo spesso informazioni esoteriche. Più abbiamo il sito capitano.altavista.org dove chiaramente potete mscaricare almeno 20 ebook che sono tra i più gettonati d'Italia. Negli ultimi 6 anni ne hanno scaricati 175.000 e ciao Maria Gesualdo, ciao Francesca. Poi cosa voglio dirvi anche che c'è una sezione shop dove si possono comprare dei prodotti esoterici di alta qualità. Bene, salutiamo la nostra Cassiopeia, la Francesca e la Maria. Se volete fare una domanda, mi raccomando, nome, data di nascita, non Sagittario e tutte quelle cose lì. E vi ricordo che domani sera saremo nel mio canale alle 21, per chi non riesco a rispondere questa sera, con il De Garda per le Sibille Interattive gratuite. Poi il De Garda alle 21:30 venerdì nel suo canale. Bene, partiamo subito per la prima e unica domanda. Bene, anche se Cassiopeia ha fatto un'altra. Allora, Anna del 90, Valentino 80, posso fidarmi di lui? Subito è partita la nostra Anna col Valentino, se si può fidare del Valentino. Vediamo un po' se si può fidare del Valentino la nostra Anna. Vediamo un po' cosa ci dicono le Sibille questa sera. Il taglio, Anna, mi sembra un pochettino claudicante, un pochettino difficile, un taglio pesante, perché vedi c'è il bambino che fa nascere cose buone, però c'è un po' di nervosismo, c'è un po' di mancanza di fiducia. I deliranti sono sempre persone che dicono tutto il contrario di tutto, un po' di instabilità, quindi potrebbe nascere un po' di instabilità. Il taglio però chiaramente non è tutta la stesa, vediamo un po' la stesa per la nostra Anna. Vedo c'è qualche gelosia, qualcuno è geloso lì da quelle parti, vediamo un po'. Allora, la nostra Anna ci chiede se si può fidare di Valentino. Mettiamo bene le Sibille a favore di camera e vediamo un po' cosa ci dicono le Sibille. Allora, vedi, questa è la linea del passato, vediamo se si vede un po' meglio. La linea del passato ci sta a indicare che lui si è proposto in modo importante, tu eri molto speranzosa, forse lui o tu finivate un periodo importante e poi vediamo qui che siete stati attaccati o c'era qualcosa che non andava bene. Queste 2 carte sono importanti, vedi, abbattimento morale. Quindi una bella partenza e poi vediamo che ci sono stati dei blocchi importanti qua, causa un attacco di qualcuno. Questa, vedete, è la linea del presente. Si vede che c'è qualche blocco, qualcosa che non va, momenti di gelosia, io non so da che parte, però lui sta lavorando bene per conquistarti e vedo che sei una donna forte. Anna, sei una donna piuttosto decisa e quindi di conseguenza per il presente lui sta lavorando per andare nella giusta direzione, anche perché vede in te una persona che vali molto. Però attenzione che sembra un pochettino pragmatica, un pochettino tirchia, non so come definirla, quindi stai attenta perché in futuro ci sarà un cambiamento
e cercherete di portare correttivi. E vedo che ci sarà qualche perdita, e vedi qua tu piangi, qui vediamo che ci sarà qualche correttivo da portare perché questo premio che questo uomo ti farà piangere. Io adesso non so se lui è sposato o se lui ha o tu sei sposata, perché non conosco bene la tua situazione, però l'esito in fondo mi fa capire che c'è una donna sposata che vi spia e vedo che l'allegria va in cantina, nel senso che potreste avere un attimo di spensieratezza, però c'è qualcuno che vi blocca perché vi sta spiando. Attenzione, stai molto attenta. E attenzione anche qua, guarda, devi guardare bene queste sibille perché vedi, lui qui ti sta pensando in modo importante, però un po' tirchio di sentimenti. Ci sarà un cambiamento in cui, vedi, questo tris di carte fa capire che quel premio che sembrava importante ti farà male e forse, adesso io non conoscendo bene la tua situazione, forse a causa di una donna che vi sta spiando e la vostra allegria si fermerà. Quindi la domanda, mi posso fidare? Fino a un certo punto, adesso lui sta lavorando in modo importante per conquistarti perché vede che sei una donna importante, però vedi che ci sono queste due carte che mi fanno temere un pochettino, un po' un'altra zoppa, questo Valentino nei tuoi confronti, e queste carte qui chiaramente fanno capire che la situazione finirà con un blocco importante e andrà via l'allegria. Molto probabilmente entra in scena una donna che è sposata, non so se lui è sposato o una sorella che magari è sposata. Comunque, per fidarti sì, fino a un certo punto, poi dopo devi tirare il freno a mano e fare retromarcia, perché è una situazione un po' pesante. Bene, andiamo alla prossima. Allora, ma perché il mio ex Luigi del 72, dopo aver tagliato, mi ricontatta dicendo cose non vere e cattive? La nostra Katia chiede del Luigi perché allora la nostra Viola chiede, ecco, vediamo un po' perché Luigi dice le cose cattive alla nostra Katia, vediamo un po' cosa succede fra Luigi e la Katia. Allora, se ho capito bene, si sono separati e lui dice delle cose cattive. Perché il taglio, vedi, c'è qualcuna molto in mente che lo spinge, c'è qualcuno che di nascosto spinge Luigi a fare queste azioni. Quindi molto probabilmente neanche Luigi è un po' teleguidato. Vediamo un po'. Ammalato, perché? Vediamo un po'. È pensieroso adesso Luigi. Un po'. Perché forse è un po' anche innamorato. Vediamo un po' questo Luigi un po'. Allora, nel passato che è un po' di battimento morale, poi lui ha cercato di ricucire, diceva un po' di bugie, sebbene tu sei una donna molto forte, però vediamo che capisci, c'è qualcosa che vediamo un po' la Cassiopeia che ha scritto qualcosa. Non ho capito, la Cassiopeia ci dice che l'ha ricontrattato dopo 7 mesi, perché vedi qui la situazione, lui ti sta pensando, vedi, lui ti sta pensando dopo il blocco, vedi queste carte, e però c'è una donna giovane che si è messa di mezzo. Allora, nel passato, ok, ci sono stati battimenti morali, lui voleva sicuramente restarti assieme, poi c'è stata qualche bugia e tu mi sa che hai preso la posizione perché sei una persona seria. Qui adesso io vedo che lui è motivato, sta pensando, però c'è una donna giovane che non capisco, ovviamente deve decidere, magari se lui sta pensando, sta cercando di rielaborare un piano per conquistarti, mi sa, vedi? È strano, anche bugie grosse, si vede, però andiamo avanti. Lui, non so, c'è questa giovane donna, no, che entra in scena e non conoscendo bene la tua situazione potrebbe essere, non so,
vediamo un po'. Cassiopea, le date potrebbe essere, sì, una figlia o qualcuno. Comunque sembra quasi che lui voglia ritornare di nascosto e che ha dei pentimenti nei tuoi confronti, però è un po' tirchio, è un po' pragmatico, è un po'... Lui vorrebbe ricostruire qualcosa con te, però è un soggetto un pochettino tirchio, un pochettino avaro di sentimenti, sì. Gli piace più prendere che dare. Qui si vede di nascosto vorrebbe tornare perché è pentito. Vediamo un po' il finale. Vedi? Artista, dottore, vorrebbe ricucire molto probabilmente. Magari dice cose non vere perché vuole attirare l'attenzione, però nel futuro sembra che voglia ritornare a fare una corte. Quindi nel futuro prossimo, entro un anno, purtroppo ti dico di stare attenta perché quelli che sono un po' artisti e un po' vedi mercanti sono persone pragmatiche, sono persone che gli piace più prendere a livello sentimentale che dare, quindi è meglio in un certo senso stare lontano. Comunque entro un anno sicuramente ti farà una corte per cercare di riconquistare la sua amata. Bene, andiamo avanti cari amici e vediamo Viola. Giovanni ha avuto attacchi esoterici da una donna? Bella domanda. Vediamo un po' se Giovanni ha avuto degli attacchi esoterici da una donna. Un po' cosa ci dicono a Sibille per il nostro Giovanni. Se ha avuto un attacco esoterico da una donna. Un po'. Beh. E sembra quasi il taglio che ci sia stato qualcuno ci sia stato qualcuno che o qualcosa o Giovanni dice è un po' sopra le righe, però c'è qualcosa che non va, vedi, falsità bambino, sembra che nasca qualcosa o da qualche bugia, insomma c'è qualcosa che traballa, non gioca bene, vediamo un po'. Vediamo un po' se è una donna. Allora, sì, è stato attaccato, sì, cavolo. Sì, vedi qua. È stato attaccato, sì. Sembra quasi, nella linea presente, che lui stia pensando a una donna e ci siano due donne. Vedi, due donne, Viola, ci siano due donne che una l'ha visto partire e una malinconica che spera che torni. Perché lui, il Giovanni, è sempre stato un tipo che gli piace avere un piede in due scarpe con le donne. Vedi qua? E qui una donna l'ha attaccato allo spia, sì. Attaccò lo spia e sta lavorando, effettivamente, vedi, sta lavorando per rubargli l'amore e ce la farà, vedi? Qui c'è proprio è qui la donna che l'ha attaccato nel futuro, ma l'ha già attaccato, noi la vediamo nel futuro, ma lei è già attaccato nel passato. Quindi molto probabilmente è una di queste due, sono due le donne che annelavano Giovanni, perché molto probabilmente lui nel passato ha avuto un problema con una donna, no? Vedi qua, cioè una è ritornata, ma poi degli attimi di gelosia hanno avuto degli scambi pesanti, no? Con una donna forte e poi vedi qui ci sono due donne, no? Una forte che aveva un colloquio e poi è ritornato qualcun'altra e lì sono nati degli attimi di gelosia e poi qui si vede che ci sono due donne che ne erano lui, una molto triste e una che l'ha visto andare via. Una, quella triste, che è andata via, lo sta aspettando e un'altra attaccata. Ma perché questo? Perché Giovanni molto probabilmente Sibille dicono che ha avuto più flirt e ce n'è una che lo spia e di conseguenza vedi l'ha ammalato molto probabilmente e poi chi sta lavorando per ammalarlo consola la sorpresa. Sì, sembra proprio che da questa Sibilla qua si vede che ha avuto un attacco e mica un attacco leggerino, un attacco importante forse da una sua ex, molto probabilmente da una donna che ha visto andare via. Bene cari amici, siamo in pochi perché YouTube magari mi spinge poco con un avviso che siamo arrivati. Il vostro Marietto vi ringrazio, mi dice domani sera 21 nel canale vostro Marietto Veneziano ci sarà anche il
Grazie e avvisate gli altri che noi ci saremo domani alle 21.